Si trovavano ai domiciliari con l'accusa di rapina in concorso, tentata estorsione ed estorsione consumata e oggi sono stati scarcerati. Parliamo del 38enne Walter Bosco e del 41enne Alessandro Squali, entrambi residenti ad Agrigento, e Antonio Sanfilippo, di 21 anni, residente a Favara, arrestati lo scorso 10 novembre dalla squadra mobile di Agrigento. Un quarto, BG, di 22 anni, favarese, era stato invece sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Ai tre scarcerati, difesi dall'avvocato Giuseppe Barba, è stato imposto il solo obbligo di dimora a Favara. Al quarto, sempre difeso dall'avvocato Barba, è stata revocata la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Sabato scorso si è svolto l'interrogatorio di garanzia e oggi il giudice del Tribunale di Agrigento, Stefano Zammuto, ha emesso il provvedimento e quindi sciolto le riserve. Secondo quanto avevano ricostruito gli agenti, alla vittima, un trentenne favarese, sarebbe stata estorta la propria moto.